Potaggi, zaetti, brodetti e frittole sono alcune delle parole riscoperte per il primo festival dell'antica cucina veneta, un progetto ideato da Veneto Comunicazione, sostenuto e promosso da Centro Marca Banca Credito Cooperativo e Confcommercio Treviso. Una rassegna di eventi dedicati alla prestigiosa tradizione culinaria della Serenissima, che si svolgerà a Treviso fino al 31 maggio e che sarà aperta venerdì 29 aprile all'Hotel Maggior Consiglio da un convegno sulla food economy, durante il quale sarà ricordata la figura di Beppo Maffioli, l'ecletico gastronomo che riscrisse la storia della cultura culinaria della marca trevigiana. L'obiettivo, il soggetto di questo momento di riflessione è affrontare con l'anima e con la capacità delle mani, oltre che con l'intuito dell'ingegno, la sfida del mercato globale. A 31 anni dalla morte di Beppo Maffioli e festeggiando il 32esimo anno di costituzione del gruppo ristoratori, la cucina trevigiana è in grado di ripartire dai propri fondamentali per andare ancora più in là rispetto ai successi che fino a questo momento ha raggiunto. Per tutto il mese di maggio, grazie alla collaborazione con il gruppo ristoratori della marca trevigiana, si svolgerà nel territorio un programma di cene a tema dove gli chef nostrani si cimenteranno nella reinterpretazione delle antichissime ricette venete raccolte nel volume L'antica cucina veneta, pubblicato da Veneto Comunicazione. Già alla fine del 300 Venezia è all'avanguardia nella gastronomia, è la regina del Mediterraneo, si rafforza ancora di più nel Cinquecento questo suo ruolo, si stampano libri di cucina importanti, i cuochi, basta citare Bartolomeo Scappi, Cristoforo di Missisburgo, sono delle autentiche star, sono delle vedette richiestissime dalle corti rinascimentali. Non a caso abbiamo inteso, con un lavoro filologico puntuale, recuperare una quarantina di ricette di questi grandi cuochi, ricette che spaziano dal XIV secolo fino alla caduta della Serenissima e un po' oltre. Uno sguardo alla storia per comprendere il grande successo mediatico che vive oggi la figura dello chef e lanciare così una riflessione per il futuro della ristorazione, attualmente uno dei settori con le maggiori opportunità e prospettive di occupazione per le giovani generazioni. Riteniamo che aiuti di questo tipo rientrano comunque in un'ottica di volano economico, di sviluppo di questo territorio. E quando intendo sviluppo, per poi arrivare alla fine concretamente, vuol dire anche creazione di posti di lavoro, creazione di turismo. L'aspetto, adesso noi utilizziamo un concetto di traduzione culinaria, ma in realtà dobbiamo vedere anche il futuro, e questo futuro è